Terza corsa all'arco Veggio, premio EasyBet Pro Virtual Global Bet. 11 cavalli di 2 anni al via. 1 Gabber Trio, 2 Gursulo Jet, 3 Galassia League Light, 4 Gina Cup, 5 Greenfire di no, 6 Epidius Face, 7 Jenny Jet, 8 Gambler Trio, 9 Grillo Jet, 10 Gilly Petsmaker, 11 Gorek Daki. Autostart che inizia a raccogliere i partecipanti lungo la curva di sinistra. Il favorito è il numero 6 di Epidius Face, Alessandro Gocciadoro, in salchi al figlio di Gugu Gaga, quota alla pari. Autostart che prende velocità. Andati. Galoppa Galassia Light, al comando in 1 metro Epidius Face, che ha preso la testa su Gursulo Jet. La terza posizione per Gambler Trio dalla seconda fila, poi Greenfire di no all'esterno, in corda Gabber Trio che precede Jenny Jet, mentre se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 15:8. Epidius Face al comando nei confronti di Gursulo Jet, poi Gambler Trio, all'esterno Greenfire di no che si deve adeguare allo scoperto dopo 400 metri di corsa passati in 32:3. Al comando in maniera netta Epidius Face in totale controllo delle operazioni, nessuno punge all'esterno ed Epidius Face passa i primi 600 in 49:1. Passaggio davanti alle tribune. Epidius Face in vantaggio nei confronti di Gursulo Jet, all'esterno Greenfire di no, in corda Gambler Trio che precede Gabber Trio, terza pariglia esterna per Gilly Petsmaker che è avanti a Grillo Jet. Si viaggia sul piede dell'1:21,7 al chilometro nel mezzo miglio iniziale. Non succede nulla con battistrada Epidius Face che transita gli 1000 di gara in 1:21,7, altra frazione in 16:3. Non c'è nulla. La mossa dall'ultima posizione da parte di Grillo Jet che prova a dare una sveglia alla corsa, prova a seguirlo anche Jenny Jet, adesso davanti si accelera in progressione. Epidius Face su Greenfire di no, 15:4 la retta opposta alle tribune. In terza corsia Grillo Jet, Epidius che ha fatto tutto con comodo per ora, al suo esterno Greenfire di no, in corda Gursulo Jet, in terza ruota Grillo Jet, la retta d'arrivo per Epidius Face che è in vantaggio, prova l'attacco Greenfire di no che insiste, tende a passare di dentro Gursulo Jet, lo scatto di Gursulo Jet, si riprende Epidius Face, Greenfire di no al largo, arriva a 3 strettissimo sul palo, forse Greenfire di no riesce a difendersi da Gursulo Jet ed Epidius Face. 29,5 ad arrivare, 1:18,8 ragguaglio cronometrico, molto stretta fra 3 cavalli con al largo di tutti lo scatto di Greenfire di no che se l'è fatta tutta di fuori, Gursulo Jet che trova l'open stretch al momento giusto, è battuto invece Epidius Face, labile nel finale. Greenfire di no all'esterno di tutti, sembra aver battuto Gursulo Jet ed Epidius Face, ovviamente bisogna andare dal giudice d'arrivo, quantomeno vedere un replay. 1:18,8 il ragguaglio con all'esterno la progressione di Greenfire di no. Mauro Baroncini per Paolo Ferretti, Marco Stefani in salchi che cerca il doppio immediato dopo la vittoria di Francis Detelle, prova ad insidiarlo all'interno Gursulo Jet, ma la vittoria va a Greenfire di no. Marco Stefani, Mauro Baroncini, Paolo Ferretti.